Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Maltempo, situazione ancora critica a Licata, nell'Agrigentino, riaperte le scuole ma si spala per liberare le strade dal fango, danni ingenti all'agricoltura, nel Messinese e alle Eolie ancora disagi, il sindaco Gullo invoca l'emergenza per Ginostra. Siracusa, tanta paura ma solo lievi ferite per i piccoli allievi del Lombardo Radice. All'indomani dell'intensa pioggia crolla l'intonaco del soffitto in una classe. Catania allagata, sempre più cittadini denunciano l'assenza delle istituzioni, polemiche anche per la pista ciclabile al porto mentre le strade si sgretolano. Palermo, la sigaretta elettronica le è esplosa in viso mentre fumava, gravi ferite alla bocca per una ragazza polacca in vacanza in Sicilia. Catania ha denunciato chi ha recentemente picchiato il personale del pronto soccorso del San Marco, decisa presa di posizione del direttore del Policlinico. Dalla TV ai social, passando per i palcoscenici di tutta Italia, il nisseno Carlo Amleto fonde musica, teatro e comicità ad altissimi livelli. Calcio, il Catania pareggia 2-2 in rimonta, Foggia i gol rossazzurri di Inglese e Di Gennaro. Messina fermato in casa sullo 0-0 dal Monopoli. Ben trovati. Dopo l'alluvione e l'esondazione del fiume Salso è stato chiesto a Licata lo stato di calamità naturale. Scuole riaperte con grande difficoltà, ma si lavora ancora per sgomberare il fango dalle strade. Sono ingenti i danni per l'agricoltura. Davide Sardo. A Licata, pale meccaniche, operai e volontari sono al lavoro senza sosta a rimedio dopo la violenta esondazione del fiume Salso. L'emergenza è parzialmente rientrata, le scuole sono state riaperte. La priorità è al momento rendere agibili le vie del centro e la zona Montecatini dove c'è il comando di polizia municipale. Massimo impegno anche per riattivare il mercato ortofrutticolo sommerso dall'acqua. Nonostante sia cessata l'allerta meteo, il COC, il centro operativo comunale, è ancora in funzione. Il sindaco Angelo Balsamo è in costante contatto con il governo regionale, invoca interventi urgenti a fronte di danni per diversi milioni di euro e il riconoscimento dello stato di calamità naturale. L'alluvione ha distrutto tante aziende agricole, non solo il raccolto ma anche le serre, i tunnel e gli impianti. Anche il deputato regionale del Movimento 5 Stelle ed ex sindaco di Licata, Angelo Cambiano, ravvisa la dichiarazione di stato di calamità e denuncia. È emblematico il caso di Licata, dove dal 2016 la maggior parte dei fondi stanziati dopo la devastante alluvione di quell'anno non sono stati ancora utilizzati. Situazione maltempo. A Messina, in tutta la provincia si registrano disagi ed è allarme, a cominciare dalle isole minori. Il punto lo sentiamo nel servizio di Francesco Triolo. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha chiesto l'attivazione dello stato di emergenza per il borgo di Ginostra a Stromboli, dove un fiume di fango ha causato ingenti danni nei giorni scorsi. È lì la situazione che desta le preoccupazioni maggiori, perché con la pioggia è venuta giù anche la cenere delle eruzioni precedenti, un caso mai visto. Cavi elettrici e idrici tranciati, stradine ormai impraticabili. Oggi i mezzi erano al lavoro per liberare un torrente il cui ponticello era stato completamente tappato da massi enormi. Il sindaco di Lipari ha chiesto 7 milioni di euro per gli interventi di pulizia dei canaloni. Oggi il maltempo ha colpito soprattutto la zona sud di Messina, allagamenti e torrenti in piena, paura e preoccupazione soprattutto nei villaggi di Zafferia e Galati. Dalle 9 di questa mattina è stato attivato il COC della Protezione Civile Comunale, che sta monitorando e gestendo tutte le richieste di intervento. Sorvegliati speciali torrenti a Zafferia, il fango ha portato via un'auto. In città sono stati tanti i tombini otturati, le strade ed i marciapiedi allagati per il mancato deflusso delle acque piovane. Immagini impressionanti invece quelle che arrivano dalla zona ionica. Questo è quanto avvenuto oggi sull'autostrada Messina-Catania all'altezza di Capalì, con l'acqua che arrivava a cascata sulla carreggiata autostradale, creando non pochi problemi e pericoli alla circolazione.
Adesso ci spostiamo a Siracusa, in una scuola appunto cittadina, tanta paura, ma per fortuna soltanto qualche lieve ferita per i bambini di una classe del Lombardo Radice. Durante la lezione infatti è crollato parte dell'intonaco dal tetto, la preside comunque dichiara che un anno fa erano stati fatti i lavori di impermeabilizzazione. Francesco Aloi. Tu eri in classe, cosa è successo? Stavamo facendo le prove delle prove di istituto e praticamente dopo un po' di tempo mi sono fatto malissimo al braccio e ho visto che è caduto un pezzo di cemento grandissimo e affilato e mi sono tagliato pure. Lui ha 9 anni, frequenta la quarta elementare del Lombardo Radice di Siracusa. Era metà mattina quando questa parte di tetto al primo piano è venuta giù. Sono la rappresentante di classe e la maestra mi ha contattata, ovviamente ci è uscito tutto il cuore dalla gola perché era caduto un pezzo di tetto, perché ovviamente i controlli non sono stati effettuati dopo il grandissimo maltempo di sabato. Per fortuna nessun ferito grave, ma la paura è stata tanta per tutti, bambini, maestre e genitori. In questo momento ci sono bambini che sono terrorizzati, io ho trovato una classe completamente traumatizzata in lacrime, quindi questa cosa finirà sicuramente per vie penali. La causa del crollo potrebbe essere stata la pioggia, qui lo dicono tutti. La conferma però arriverà dai vigili del fuoco e dai tecnici del comune arrivati subito sul posto. Eppure in questa scuola da poco erano stati fatti lavori proprio sul tetto. È stato effettuato un intervento sia di ripristino del piano superiore, quindi della terrazza, con impermeabilizzazione lo scorso anno dall'ente locale. Per cui voglio dire, in linea teorica era già stato tutto verificato. Noi abbiamo chiesto in più occasioni sopralluoghi vari, però onestamente nel tetto di quest'aula non si vedevano né crepe né nulla. Ma la richiesta di tutti è una: più sicurezza nelle scuole, non solo a parole. Ma c'è anche Catania che fa i conti con l'ondata di maltempo e sempre più cittadini denunciano l'assenza delle istituzioni. Polemiche anche per la pista ciclabile al porto. Ma sentiamo Tonino De Mana. È una Catania che si lecca le ferite, conta i danni e guarda ancora il cielo con preoccupazione. Oltre alle abbondanti precipitazioni sulla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005 piovono segnalazioni ed arrivano da punti geograficamente distanti della città, a testimonianza che i problemi sono in centro ed in periferia. Nell'occhio del ciclone non solo quindi via Etnea, come abbiamo visto trasformata in un fiume in piena, ma anche la zona del porto dove l'incompleta pista ciclabile continua a far discutere. Non le manda a dire Andrea Barresi, ex assessore all'ecologia ed attuale consigliere comunale. È un problema di natura endemico, c'è sempre stato, ma adesso cosa accade? Col sopraelevamento ovviamente della pista ciclabile l'acqua ovviamente si crea un'ulteriore barriera. Cosa chiediamo all'amministrazione comunale? E ovviamente in questo speriamo che il signor sindaco sia abbastanza solerte di trovare una soluzione tecnica al fine di eliminare tutta l'acqua che scende ovviamente da tutto il piano di San Cristoforo, da Via della Concordia e arriva sulla zona di un piano che è di una quota ovviamente sottostante. E non va meglio in via Acquicella Porto, dove sono esasperati i residenti del Civico 27. L'acqua è arrivata qua e noi siamo stanchi. E l'acqua del torrente esce tutta e c'è tutta la melma nei portoni e siamo stanchi noi. Ci sono persone come mio marito che è una persona invalida che non può scendere da casa e slittare, perché abbiamo paura anche di slittare nel fango. E la fogna che fuoriesce dai tombini, si riempie tutto, non possiamo uscire dalle case, tutti infangati, non sappiamo più a chi rivolgerci. Il video che vedete è stato girato sabato scorso, oggi non c'è più l'acqua, ma restano detriti e fango. Asfalto vecchio e nuovo che si sbriciola un po' ovunque, come all'imbocco di via Santa Sofia, dove questa transenna in curva e senza illuminazione non rappresenta il massimo in tema di sicurezza stradale. A Palermo adesso, aeroporto Falcone e Borsellino, lo ricordiamo, in blackout per 3 ore proprio a causa del temporale del fine settimana. Il governatore Schifani però adesso vuole vederci chiaro. Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Il presidente Gesap replica dicendo è stata una bomba d'acqua di portata straordinaria. Marco Gullà.
Un'immagine inequivocabile del temporale che si è abbattuto su Palermo sabato sera. Le conseguenze sono quelle che vedete. Siamo all'aeroporto Falcone Borsellino che a causa anche di questi allagamenti è andato in blackout con la chiusura per diverse ore e conseguenziali disagi per tutti i passeggeri. Non è la prima volta che l'aeroporto va in blackout. Il governatore Renato Schifani proprio per questo ha evidenziato la necessità di fare piena luce sui problemi che hanno portato alla chiusura dello scalo per evitare il ripetersi di simili disagi. Inoltre Schifani ha chiesto un rapido ripristino della governance amministrativa di GESAP che dal suo canto replica così. Sono state 5 ore di grande sofferenza, sono stati cancellati o dirottati 19 voli e abbiamo assicurato la massima assistenza possibile a tutti i passeggeri. Una grande prova di resilienza della struttura aeroportuale di Palermo che ha retto ad un evento straordinario, imprevisto ed imprevedibile. La conta dei danni del maltempo è ancora in corso e in base a una prima stima potrebbe raggiungere alla fine i 10 milioni di euro. Proprio su questo oggi Renato Schifani riunirà il governo a Palazzo d'Orleans e dichiarerà lo stato di emergenza. Emergenza che c'è già in alcune strade nel palermitano a causa delle frane, come a Bonpietro, dove ci sono forti limiti alla viabilità. Adesso lasciamo l'argomento del maltempo, ma vi raccontiamo appunto una storia che riguarda l'uso della sigaretta elettronica, decisamente sfortunato per una ragazza, una turista in visita alla città di Palermo. Durante appunto, mentre fumava la sigaretta elettronica, le è praticamente esplosa in viso e il risultato che in questo momento è ricoverata per le gravi ferite riportate. Ma sentiamo Simona Mazzone. È ancora sotto shock la turista polacca di 20 anni a cui è esplosa una sigaretta elettronica mentre la stava fumando in piazza Olivella, a Palermo. La giovane in città per vacanza col fidanzato era seduta su una panchina quando è accaduto l'incidente che le ha provocato una grave ferita lacero contusa alla bocca. A lanciare l'allarme sono stati i titolari di un ristorante della zona. Sul posto il 118 che l'ha subito portata in ospedale. Pare che a causare l'esplosione dell'apparecchio elettronico sia stato un cortocircuito della batteria. Incidenti di questo tipo non sono isolati, ma per evitare di far salire la percentuale vertiginosamente basta avere accortezza sull'utilizzo. Poteva andare anche peggio, poteva perdere un occhio o quant'altro. Dispiace per la ragazza, però bisogna anche capire che tipologia di prodotto utilizzato, se l'aveva conservato in modo ottimale, se il caricabatteria era quello consigliato dalla casa. La diffusione della sigaretta elettronica in Italia, secondo i dati di Eurobarometro 2023, si attesta attorno al 6% tra i giovani. Soprattutto in Italia continuano a fumare troppo, quindi sarebbe molto utile cercare invece di spingere verso una politica che apra le porte alle sigarette elettroniche di modo che i giovani vengano sdoganati da una prodotto contenente il tabacco e la nicotina estremamente tossico perché funziona con la combustione verso prodotti senza combustione. La ventenne ricoverata in prognosi riservata al reparto Graddiussioni del Civico di Palermo. Il consolato polacco ha chiamato il presidio per accertarsi delle condizioni della ragazza. Incidente stradale sulla Catania-Palermo, 8 km prima dello svincolo di Agira. Sono stati coinvolti 2 camion, entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, uno dei quali in codice rosso. Sull'autostrada, a seguito di questo incidente, il traffico è rimasto bloccato per diverse ore. Una bambina di 8 anni è morta nella notte nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina. La piccola era stata portata dai genitori con la febbre altissima. I sanitari hanno fatto il possibile per salvarla, però purtroppo non c'è stato nulla da fare. Abbiamo denunciato chi ha aggredito il personale del pronto soccorso del San Marco. Siamo a Catania, dove il direttore lancia il monito di tolleranza zero contro chi va avanti con atti di violenza e si scaglia con gli operatori sanitari. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Adelaide Barbagallo.
Basta aggressioni e atti di violenza contro gli operatori sanitari. A Catania il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico, Gaetano Sirna, in qualità di rappresentante legale, ha denunciato le persone che lo scorso 16 ottobre hanno aggredito verbalmente e fisicamente il personale in servizio al pronto soccorso del San Marco. Sarà tolleranza zero. Non possiamo più consentire che i nostri operatori sanitari vengano insultati e malmenati nelle nostre strutture mentre svolgono il proprio lavoro e applicheremo tutte le misure necessarie a loro tutela. Abbiamo purtroppo constatato, dichiara Sirna, che il fenomeno delle aggressioni è in costante crescita e bisogna porvi fine. Sirna è chiaro, l'azienda denuncerà sempre, come del resto ha già fatto lo scorso marzo, ottenendo la condanna di un uomo che si era scagliato contro 2 professionisti con violenza e minacce. Si pensa nel frattempo anche a definire ulteriori iniziative di prevenzione e protezione, tra queste altre giornate formative in aggiunta a quelle già realizzate durante l'anno, affinché i sanitari siano preparati al massimo a gestire le situazioni più critiche. Un 43enne del catanese aveva picchiato la moglie. Lei, per testimoniare le violenze subite, si era ripresa con il telefonino, postando poi sui social un video. Rabbiosa la replica dell'uomo che, tornato a casa, ha colpito la donna a calci e pugni. Alla presenza delle figlie di 2 e 7 anni, procurandole una vistosa tumefazione. È stato denunciato per minacce e tumefazione all'occhio destro ed è stato arrestato dai carabinieri, è stato posto ai domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi parleremo dell'aeroporto di Catania che sarà. Siamo tornati in studio a Catania. I manager di SAC presentano in Confindustria il nuovo piano 2030, il piano dei lavori di ampliamento di Fontana Rossa, in attesa di comprendere se e quando sarà avviato il processo di privatizzazione dello scalo. Luca Ciliberti. Fontana Rossa potrebbe diventare un gioiellino di efficienza che fa gola a molti, ai capitali privati che intravedono scenari di sviluppo impensabili nell'aeroporto e in generale nel sistema di scali Catania-Comiso, affacciato su Taormina e sul sud-est dell'isola. Poi c'è la politica che attraverso le governance e le camere di commercio di fatto controlla gli scali con il 60% delle quote di SAC. Negli ultimi anni l'aeroporto è cresciuto di anno in anno, ma senza investimenti il processo potrebbe essere destinato a fermarsi. Stamattina l'amministratore delegato di SAC, Nico Torisi, ha incontrato il sindaco di Catania in Confindustria per illustrare il Master Plan 2030 che prevede opere strutturali di ampliamento in 2 fasi. Spenderemo negli investimenti intorno all'aeroporto, non soltanto noi, ma anche gli enti, penso a quelli governativi, piuttosto che FCE che porterà la metropolitana sino a sotto il nuovo Terminal B, ci saranno investimenti per quasi 1 miliardo se non più, quindi l'aeroporto di Catania, la sua area, sarà la più grossa stazione appaltante dei prossimi anni per il sud Italia. Il processo di privatizzazione interessa i grossi gruppi imprenditoriali, dalla ex Atlantia dei Benetton agli argentini di Eurkenian fino a F2I che controlla molti scali strategici italiani. Fino ad ora non c'è mai stato alcun conferimento di incarico. La privatizzazione non è una cosa indispensabile. È un tema che ci è stato posto da tutti quanti i soci all'unanimità. Abbiamo lavorato con gli advisor per presentare una proposta che proprio nelle prossime settimane arriverà ai soci. Saranno questi e non certamente io o il nostro consiglio di amministrazione a decidere. Si è dovuto fronteggiare quel che economicamente era derivato dall'incendio fino a quando la situazione non migliora. È chiaro che secondo me è una lesione dei nostri interessi metterci sul mercato. Il comune è soggetto interessato pur con una percentuale minima di quote. La questione vera è in condizione l'aeroporto di Catania di arrivare a 20 milioni di passeggeri con quell'area di sedime che presenta, in quelle condizioni di urbanizzazione del territorio circostante? E adesso allo spettacolo con un giovane attore siciliano che si sta facendo notare nel panorama dell'intrattenimento nazionale. Lui si chiama Carlo Amleto, ve lo presenta Eva Spampinato. Io vorrei fare una canzone, ma non so se già questa è una canzone. Io vorrei fare una canzone. Aspetta. Attore, comico, musicista, performer, tante anime in un solo personaggio che esce fuori dagli schemi e trova un suo spazio, confermandosi uno dei fenomeni comici più interessanti del panorama televisivo e artistico attuale. Sono uno che sa fare
male tante cose, quindi diciamo questo. Carlo Amleto, nato e cresciuto a Caltanissetta, si è fatto conoscere dal grande pubblico con il suo TG0, dove scandisce le notizie a suon di musica. Disoccupazione che cresce diventa un problema, blocca i ragazzi e la loro carriera. Mi piace molto la musica, la comicità e cerco di trovare una grammatica che le possa mettere insieme, che in realtà esiste, si chiama teatro canzone, che inventò Giorgio Gaber, e che poi ha avuto vari successori, per esempio Elio e le Storie Tese, che è Cozzalone, tanti hanno attinto dal teatro canzone, che è una bellissima grammatica, e io cerco di esplorarla a modo mio. Ma sono stati i social a fargli fare il salto di qualità. I video in cui interpreta Mozart, centralinista, o ancora il dottor Amleto, che cura i suoi pazienti attraverso la musica, sono diventati virali. Ancora lei? Dottore, quest'estate solo storie brevi e... Abbiamo troppe cose in ballo, Carlo adesso ha deciso di portare la commistione tra teatro, musica e comicità a un livello successivo, e con il suo spettacolo Scherzo numero primo, opera prima, ha fatto il sold out anche a Catania, al Teatro Ambasciatori. È un insieme di sketch uno dopo l'altro, dove c'è appunto musica, dove ci sono canzoni del disco, dove ci sono degli sketch del TG0 e ovviamente tante cose inedite. Questo giovane ragazzo nisseno è un vero talento. Nei suoi sketch musica e battute diventano una cosa sola, il ritmo della sua comicità, genuina, pulita, autentica. Ma che fa? Esatto. L'interferenza va a tempo. Esatto. La chitarra. Esatto, funky. E ci fermiamo ancora, tra poco il calcio, cominceremo con il Catania e il bel pareggio in rimonta in casa del Foggia. A tra poco. Siamo al calcio subito con il Catania, pareggio in rimonta dei rossazzurri a Foggia. Inglese e Di Gennaro nel finale rispondono alla doppietta di Tascone. Sentiamo Marco Carli. Il bello alla fine. Il Catania interpreta il suo film a Foggia, copione questa volta non certo brillante, soprattutto in un primo tempo in cui sono i rossoneri a fare il match. Ma nel finale appunto arriva il vero Catania, preannunciato già nell'intero secondo tempo. Al 42esimo della ripresa sul 2-0 per il Foggia la rete di Inglese che riapre il match, e al quarto di recupero Di Gennaro mette la firma sulla rimonta. Il Catania non molla mai. Le potenzialità di questa squadra sono immense, secondo me questo dobbiamo ripartire dalla rimonta, ma non tanto solo arrivare al risultato, ma proprio dal discorso della forza che ci abbiamo messo per andarla a riprendere, comunque fuori casa, in un campo non facile. Questo è l'epilogo che racconta di nuove convinzioni. L'avvio del match aveva detto altro, intanto la commozione di uno stadio intero per i 3 giovanissimi tifosi foggiani morti la settimana scorsa di ritorno dalla trasferta di Potenza. E poi, dopo l'errore in avvio di Montalto, un Catania che abbassa subito il baricentro, poco aggressivo e con i reparti distanti tra loro. Tascone buca gli etnei 2 volte, nel primo tempo al volo sotto la traversa e in avvio di secondo con un sinistro rasoterra sul primo palo. Toscano d'inizio ripresa aveva cambiato la formazione iniziale, Quaini, Inglese, D'Andrea e Lunetta danno nuova verve. I rossazzurri sbagliano anche un rigore con D'Andrea, ma continuano a crederci e alla fine, come raccontato, acciuffano il pari. La cosa che mi è piaciuta di più è che se analizzi i 90 minuti è una prova di forza, perché ribaltare 2 gol dopo anche il rigore sbagliato e crederci fino alla fine è una prova di forza. Il primo tempo dobbiamo analizzarlo bene con i ragazzi, ripeto, con lucidità e serenità, se vogliamo alzare il nostro livello e diventare una squadra ambiziosa. Ancora un pareggio per il Messina, fermato sullo 0-0 dal Monopoli. Sentiamo Sergio Colosi. Il Messina non sa vincere, primo pari in trasferta per il Monopoli. Al Franco Scoglio uno 0-0 che lascia più amarezze che soddisfazioni. Ai giallorossi che collezionano pareggi, il terzo consecutivo e il sesto in 10 gare, senza successi da 7 giornate. Era il 7 settembre, 4-1 al Taranto. E anche i pugliesi, brillanti e vincenti in 4 trasferte su 5, che si fermano nell'occasione in cui avrebbero potuto isolarsi al secondo posto. Meglio gli ospiti nei primi 25 minuti con Krapicas che salva prima su Grandolfo e poi su Valenti. Messina pericoloso con la rovesciata di Petrungaro. Si infortuna Natriello e l'attacco diventa ancora più spuntato. Mamona corre ma il tiro non è la sua specialità. Al Monopoli bastano i resti della sua difesa. Ad inizio ripresa Derisio evita sulla linea il vantaggio di Petrungaro. Le squadre si allungano, vorrebbero vincere, condizionale d'obbligo. Su Grandolfo salva il
giallorosso Rizzo. Ortisi, che ha tanto da farsi perdonare, colpisce la traversa da calcio d'angolo. A quel punto il Monopoli si abbassa e non accade altro. Per il Messina questa non è media salvezza. Adesso i limiti del Palermo rosanero, che dopo aver sciupato la vittoria a Modena pensano agli errori commessi sabato al Barbera. Arriva la reggiana Marco Gullà. Una vittoria sfiorata che fa fare un salto nel passato. Il Palermo non è la prima volta che getta alle ortiche una partita apparentemente vinta, come a Modena, da 0-2 a 2-2. Uno scenario che da quando il club di Viale del Fante è tornato in Serie B si è già verificato 6 volte. Quella che sembrava una debolezza del Palermo di Corini si è manifestata nuovamente con Dionisi. Problema psicologico o mentale? Dionisi dovrà lavorare anche su questo per capire qual è la radice malata da curare. All'orizzonte, dopo la delusione di Modena, c'è adesso la sfida di sabato al Barbera contro la Reggiana, che ha gli stessi punti del rosanero, 12. Prematuro parlare di possibile 11, ma è alquanto probabile che Verre sia titolare a centrocampo. Dopo il bel gol contro il Modena, Brunori invece dovrebbe riprendersi le chiavi dell'attacco, soprattutto dopo l'opaca performance di Henry Albraia con annesso rigore sbagliato. Per ulteriori approfondimenti su questi argomenti legati appunto al calcio delle squadre siciliane di Serie B e Serie C, vi rimando a tra pochissimo, dopo la nostra sigla, ad Angelo Gagliano, che condurrà la consueta puntata di Anteprima Corner. Corner invece questa sera alle 20:45, sempre in onda su questa rete, tutta puntata sul Catania. Sicilia 24 tornerà alle 19. A tutti buon pomeriggio.